siamo passati da circa 130.000 euro a più di 360.000 euro di previsione di spesa. Proprio per far fronte anche a questo abbiamo iniziato a ridurre e a tagliare gli orari degli impianti di riscaldamento concordemente con la scuola e con le società sportive. È così corso ai ripari il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto. La crisi ucraina ha ulteriormente spinto i prezzi, costringendo famiglie, aziende ed enti locali a riaggiornare previsioni che già prima dell'esplosione della guerra erano drammatiche. Risparmiare la primazione, quella subito attuabile. Il mio ufficio è spento ormai da gennaio, ma in buona sostanza abbiamo tagliato del 70% gli orari di riscaldamento anche in municipio, proprio perché siamo noi stessi i primi che devono dare un segnale. Riconteggi in corso anche nel comune capoluogo, dove fino a una settimana fa il caro bolletta sembrava girarsi sul 1.000.000 euro. Gli scenari sono di nuovo cambiati. Abbiamo stimato che per il comune di Treviso il costo dell'energia in aumento potrebbe aggirare dai 3 ai 4 milioni, quindi capite che su un bilancio da 90 milioni incide il 5%, che è una cosa incredibile. Stesso copione a Castelfranco e al Sant'Artemio. Da Stefano Marcon parte un nuovo messaggio all'esecutivo: la linea è condivisa anche dai sindacati. Nel breve deve intervenire il governo a sostegno di famiglie e imprese, perché altrimenti ci troviamo in situazioni non gestibili. Sarebbe opportuno la possibilità di calmierare i costi. Ovviamente questo lo si fa se c'è un'intesa a livello europeo che possa intervenire nel mettere dei tetti ai costi dell'energia, perché quanto noi importiamo subisce molte volte la speculazione delle borse, della finanza. Crisi internazionale con ripercussioni locali, la pace come unico vero antidoto. Anche per questo domani sera a Zero Branco la nuova mobilitazione dalle 18:30, camion e trattori in piazza contro la guerra e i suoi risvolti economici. Si parte dalla zona artigianale. Mano a mano che ci si avvicinerà al centro di Zero Branco verranno aggiunti a questo corteo molto semplice anche gli automezzi delle aziende che si trovano lungo il percorso.